C'era stato sulle 4 mattina, 4, manca poco. Ti sento una cannonata che sogno basso, pensi che ti vedi i veri tremare così. Prima il boato assordante nel cuore della notte, poi quel rombo continuo, cupo e inquietante che ha tenuto svegli i residenti a centinaia di metri di distanza. È stata una notte di paura nel cuore delle campagne roncadesi. Ecco l'effetto che ha avuto l'improvvisa rottura di un metanodotto che passava proprio sotto il fiume Valdio. L'argine completamente squarciato da un cratere enorme, bombe di fango catapultate a metri di distanza. Perfino queste grosse tinche sono state travolte dalla furia dell'esplosione e scaraventate nei campi circostanti. Per un momento è stato un aereo, poi io passo cosa è successo, là insomma era l'acqua che andava quasi 50 metri, faceva paura comunque, faceva paura. Un vero e proprio geyser formato dall'acqua del Vaglio e sospinto dalla forza del gas in fuoriuscita dalle condotte, quello che si sono trovati ad affrontare i pompieri. Il timore era che la perdita potesse interagire con i vicini cavi dell'alta tensione generando un'esplosione. Una dozzina le persone temporaneamente allontanate dalle abitazioni per motivi di sicurezza. I vigili do fermi no, spegnere tutta la corrente, non accendere niente perché non si sapeva mai cosa può succedere. L'area è stata messa in sicurezza e per tutta la giornata odierna i tecnici e gli operai SNAM sono stati a lavoro per rimediare al danno. Tuttavia forti disagi si sono riscontrati nell'erogazione del gas, soprattutto nel vicino veneziano. Tantissime le famiglie che nel comune di Marcon per tutta la mattinata sono rimaste tagliate fuori dall'erogazione, un problema a cui si è ovviato nel corso della giornata. Tutto sommato una fortuna che l'incidente sia avvenuto in aperta campagna e di notte senza nessuno nelle vicinanze che ne avrebbe potuto subire le conseguenze.